il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Parole, parole, parole. Parlando liberamente. L'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Che cosa sei? Che cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi parleremo col direttore del giornale Alessandro Sallusti, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Buongiorno. Buongiorno, bentornato su Radio Libertà. Oggi tenevo particolarmente a fare una chiacchierata con te, perché questa è stata gioco forza la settimana dell'affaire Salvini, no? Che almeno a maggior ragione dal nostro punto di vista, diciamo, per chi ha la nostra ottica politico-culturale, è uno strappo, diciamo, nell'ABC di uno Stato di diritto e di un corretto equilibrio tra i poteri, no? Di una democrazia liberale. Però noi siamo stati giocoforza un po' sopraffatti dalla cronaca, cioè ovviamente abbiamo inseguito la giornata, la requisitoria / comizio del PM, le reazioni del ministro, insomma siamo sempre stati un po' sopraffatti dalla giornata, appunto. E invece forse il processo Salvini è l'ultimo, per ora, esito di una lunga storia, no? Di un rapporto malato, di uno squilibrio quantomeno tra politica e giustizia, e va inserito in questo percorso. Allora ecco, ci tenevo che tu ci aiutassi a inserirlo, se condividi questa diagnosi, e qual è questo percorso il cui ultimo esito ad ora è la richiesta folle di 6 anni per Matteo Salvini. Ma io credo che questa è l'ultima tappa di un percorso che è iniziato nel 1993, 92, 93, quando sotto la pressione dell'inchiesta Tangentopoli la politica abdicò ai propri diritti e alla propria autonomia. Il fatto, come dire, concreto fu il Parlamento che votò di autotogliersi l'immunità parlamentare, e da lì in poi è stato tutto un continuo cedere terreno al potere della magistratura. Questo di Salvini è l'ultimo atto di questa triste storia, di cui non solo apparentemente, insomma di fatto i magistrati sono i cattivi, ma la politica sono gli stupidi, perché insomma, non possiamo negare che Salvini è lì perché i magistrati lo volevano lì, ma è lì perché il Senato della Repubblica Italiana ha detto che doveva essere lì, a stretta maggioranza, ma quello ha detto. E quindi io sono molto, ma molto più incavolato e preoccupato con la politica di quanto non lo sia per la magistratura. Certo, tra l'altro tu all'inizio degli anni 90 eri al Corriere della Sera, no? Sei stato capo della cronaca di Milano, poi caporedattore, hai vissuto da dentro quel momento, anche diciamo sull'altro aspetto, no? di quello che Giuliano Ferrara definiva circo mediatico giudiziario, no? Perché l'altra faccia della medaglia era e forse è appunto quella mediatica. Allora com'era il meccanismo, come funzionava allora e funziona ancora in quel modo lì? Guarda, allora ci fu una convergenza tra diciamo così, l'interesse politico di una parte della politica italiana, della sinistra. Allora c'era ancora il PC, PDS, fresco PC, che evidentemente la storia, la ricostruzione storica ormai ha accertato che fu risparmiato non a caso dall'inchiesta di Tangentopoli, cioè fu risparmiato non perché estraneo a quel sistema di tangentizio, ma perché era stato deciso chissà dove e chissà come, questo poi lo scopriremo nel tempo,
che la classe politica italiana andava fatta fuori, ma andava salvato la sinistra. Questo fu il primo elemento. Il secondo elemento fu l'ansia di due categorie, quella dei magistrati e quella dei giornalisti, di acquisire un ruolo che probabilmente non avevano mai avuto dal dopoguerra, cioè una libertà, e attenzione, la libertà è assolutamente legittima e doverosa, ma insomma di prendere un ruolo sul palcoscenico. E nelle sue memorie Palamara, tra le tante cose, racconta una cosa che mi ha colpito molto. Dice: io quando ho scelto di fare il magistrato perché mio padre era magistrato, eccetera eccetera, ma soprattutto perché l'ho fatto convintamente, perché io completavo gli studi di giurisprudenza proprio nel momento massimo di Tangentopoli. E cosa successe? Successe che la mia generazione di ragazzi che volevano fare i magistrati quasi per caso, perché figli di magistrati, perché non sapevano cosa fare altro nella vita, rimasero folgorati dal fatto che per la prima volta si videro i magistrati, i PM, i famosi PM di Mani Pulite, non solo loro, proprio esistere dal punto di vista fisico e mediatico. Cioè il magistrato star, il magistrato che andava in televisione, andava nei talk show, che veniva fermato, allora non c'erano i seggi, ma veniva fermato nei bar per la stretta di mano o per l'autografo addirittura. Cioè nasceva una figura che non esisteva prima. Fino allora il magistrato era un oscuro burocrate dello Stato italiano. E allora Palamara racconta questa roba, ci galvanizzò tutti e ci convinse che per esistere bisognava apparire, e quindi andare oltre quello che è il mandato di un magistrato, che è applicare la giustizia e non andare la sera da Santoro allora o da Formigli o da Vespa, eccetera eccetera. E lo stesso valeva per i giornalisti. Salvo rarissime eccezioni, la classe giornalistica italiana era una classe giornalistica sconosciuta dal punto di vista fisico. Si conosceva la firma, ma fisicamente non esistevi. Con Tangentopoli nasce il giornalismo spettacolo. La congiunzione di questi tre fatti, cioè un fatto politico e due fatti che hanno a che fare più con la psichiatria o la psicologia che non con le libertà costituzionali, hanno creato questo mostro di cui oggi ci sono ancora cascami importanti. Certo, ma è vero che allora, addirittura diciamo i direttori dei giornali più importanti si sentivano tra loro per concordare la prima pagina e, come dire, stabilire su quale avviso di garanzia puntare quel giorno? Cioè c'era un coordinamento a monte proprio? Sì, c'era un coordinamento a monte di cui ho fatto parte. I 3 o 4 allora i giornali si vendevano ed erano la prima fonte di informazione. Sono passati non tantissimi anni, ma sembriamo essere, rispetto a questo, nella preistoria. I giornali importanti erano il Corriere, Repubblica, che erano concorrenti tra di loro, poi c'erano La Stampa e l'Unità. Questi erano i 4 giornali in pool, che lavoravano in pool. Cosa significa lavorare in pool? Significa che ufficialmente non c'erano contatti, anche perché appunto concorrenti, ma dietro le quinte ci si organizzava per sapere cosa facevano gli altri, e quindi allinearsi ed essere, come dire, tutti come un fuoco concentrato sulla stessa notizia, sulla stessa linea. E quindi, però, siccome era brutto che il Corriere parlasse con la Repubblica, no? Perché è come se Inter e Milan si scambiassero le informazioni sulle Certo. formazioni. Allora si triangolava, io avevo il compito, io ero al Corriere e parlavo con La Stampa, che era più normale, eravamo sotto lo stesso editore, Agnelli era padrone sia della Stampa che del Corriere, e Repubblica parlava con l'Unità.
che era anche lì abbastanza normale, perché era un bacino così, diciamo così, culturale politico molto, molto simile. Allora, dopodiché l'Unità parlava con il Corriere e la Stampa parlava con Repubblica. E quindi c'era questa strana triangolazione, per cui le informazioni così triangolando giravano tra tutti e 4 i giornali contemporaneamente. Sì, è abbastanza bizzarro, diciamo. Oggi mi viene da dire che non ce n'è bisogno, perché il copia e incolla lo fanno in automatico, cioè ormai è diventato un automatismo. Ma volevo fare un passo avanti, diciamo, no? Perché poi cosa succede? Immediatamente dopo quegli anni, e probabilmente anche in conseguenza di quegli anni, nasce il berlusconismo, no? Che un po' forse rovina la festa ai risparmiati da Tangentopoli, no? Che già si vedevano, diciamo, vincitori per abbandono forzato altrui. Invece, insomma, Berlusconi fonda Forza Italia in 3 mesi, nasce il berlusconismo. Tu hai vissuto la stagione del berlusconismo in prima linea, ovviamente, con ruoli importanti, hai diretto il giornale a lungo, che dirigi tuttora. Allora, a me è sempre sembrato che la storia dell'opposizione al berlusconismo sia stata molto più una storia giudiziaria che una storia politica, cioè sono stati molto più efficaci i PM degli oppositori politici di Berlusconi. Volevo chiederti come hai vissuto questo assedio giudiziario e quali sono state le sue tappe, a tuo giudizio, più clamorose. Ma guarda, sì, è vero, il berlusconismo fu un incidente, fu il Cigno Nero, no? Il Cigno Nero è l'imprevisto assolutamente anomalo, no? Cioè ogni 1000 cigni bianchi ne nasce uno nero. Berlusconi è il Cigno Nero e quindi prende di sorpresa il sistema. I presunti vincitori delle elezioni del 94, cioè il blocco della sinistra, in particolare il PDS, che vincevano per mancanza di avversari, avrebbero vinto per mancanza di la gioiosa macchina di guerra di Occhetto, si ritrova totalmente, come capitano, quando c'è il Cigno Nero tu sei impreparato, ti cogli di sorpresa e tu non sai bene come reagire, cosa fare, e perdi. Ed era evidente che quella batosta, quella sconfitta, sarebbe stata lunga da digerire, il trauma fu talmente grosso, importante, che non poteva essere così liquidato o curato con l'aspirina, tanto è vero che Occhetto si dovette dimettere, eccetera, eccetera. Insomma, si creò un vuoto. Cioè, la sinistra andò totalmente nel pallone, il PDS andò totalmente nel pallone e si creò un vuoto di opposizione, un vuoto di opposizione a Silvio Berlusconi, che aveva vinto le elezioni. E allora i magistrati si fecero carico, non dico controlli, ma comunque furono costretti, la magistratura fu costretta a farsi carico di fare lei l'opposizione, visto che il Parlamento, per via dei numeri e per via dello shock della sconfitta, non era immaginabile organizzare un'opposizione seria nel giro di poco tempo. E quindi nel giro di pochi mesi l'unica cosa che era possibile fare era un'azione giudiziaria diretta contro Berlusconi. Il primo avviso di garanzia è datato pochi mesi dopo. Primo avviso di garanzia a un Presidente del Consiglio in carica in Italia, cioè non era mai accaduto, è datato pochi mesi, 5 mesi dopo la vittoria delle elezioni di Berlusconi. Furono come si chiamano le teste di cuoio, le parti speciali, agiscono velocissimi, no? Di sorpresa e velocissimi. La magistratura fu il reparto speciale della sinistra che aveva l'agilità e la possibilità di agire immediatamente, no? E da lì in poi fu un continuo. Questo accade nel 94 e poi riaccade, c'è traccia documentale, riaccade nel 2007, quando Berlusconi poi rivinse per la terza volta rivinse le elezioni, è caduto il governo Prodi, e anche lì le vinse in maniera talmente clamorosa, tutti lo davano per morto dopo la caduta del 94, dopo la caduta perse le elezioni del 2006
con Prodi, dice vabbè, Berlusconi l'abbiamo vinto politicamente, non c'è bisogno di... E no, infatti ci fu una sorta di pax giudiziaria per un paio d'anni. Cade il governo Prodi, quella macchina viene rimessa in campo, perché anche lì con la caduta del governo Prodi, che fu frutto di una divisione, di una lacerazione profonda nella sinistra, era chiaro che la sinistra non avrebbe potuto riorganizzarsi velocemente, tant'è vero che non si è ancora riorganizzata adesso. Dopo Prodi la sinistra non ha più vinto un'elezione politica, e quindi torna in campo la magistratura. Di questo c'è traccia nelle ricostruzioni di quello che accade nell'Associazione Nazionale Magistrati, nelle procure, e nel 2007-2008 riparte alla grande la macchina giudiziaria. Diciamo che nel 94 iniziò una sorta di guerra civile mediatico-giudiziaria che non è ancora finita adesso, cioè si pensava finita con la morte fisica di Berlusconi, e poi salta fuori un secondo cignetto nero che si chiama Giorgia Meloni. Chi avrebbe pensato onestamente 5 anni fa, 6 anni fa, che Giorgia Meloni poteva essere la prima Presidente del Consiglio donna? Quindi la sinistra non si era organizzata a tenere a bada Berlusconi ferito e poi, come dire, addirittura Berlusconi morto. Non si era organizzata a tenere a bada la destra di Giorgia Meloni, e quindi per la seconda volta nella sua storia è stata colta di sorpresa. Premesso che io condivido questa diagnosi e questa attività di supplenza indebita che ha svolto, diciamo, la magistratura, no? Nei confronti del centrodestra, però la domanda brutale che mi viene da farti è, detto questo, perché Berlusconi non ce l'ha fatta a riformare la giustizia? Diciamo, no, se lui avesse perseguito il paradosso, per salvare se stesso poteva salvarci tutti e ripristinare, no, un corretto equilibrio dei poteri. Come mai non ce l'ha fatta e ce la può fare Nordio? Ma io non sono molto ottimista, onestamente. Non sono molto ottimista perché quel sistema, perché quando noi pensiamo alla giustizia, pensiamo ai giudici, no? Ai giudici, ai PM, pensiamo ai tribunali, e quindi dice: ma possibile che un potere legislativo così potente come il Parlamento, è scritto nella Costituzione, siamo una repubblica parlamentare, quindi più potente del Parlamento non dovrebbe esserci nulla, no? Certo. Invece non è così, perché la giustizia è solo uno strumento per fare giustizia degli omicidi, dei ladri, di tutto. È uno strumento, si è scoperto essere ed è diventato uno strumento per il controllo del potere. Quello che sta succedendo un po' in sordina in queste ore, cioè aver scoperto che in un luogo di giustizia la Direzione Nazionale Antimafia, presieduta e diretta da magistrati, c'era una centrale di spionaggio e dossieraggio di centinaia e centinaia di persone che svolgono funzioni pubbliche o istituzionali nel paese, ministri, deputati, giornalisti, ma financo anche solo persone famose, no? Per poterle poi in qualche modo condizionare, ricattare, sputanare. Ecco, la giustizia è un modo per amministrare il potere, per gestire il potere, un potere parallelo che non si occupa, ripeto, solo di omicidi, furti, rapine, eccetera. No, si occupa anche di chi deve fare il presidente della RAI o dirigere un giornale, per banalizzare un po' e semplificare. Poi la giustizia ha inserito quel mondo lì, ha inserito i suoi rappresentanti in Parlamento, non solo perché in Parlamento ci sono molti magistrati, no? Pensiamo 3 su 4 dei magistrati del pool di Mani Pulite nel 93 sono finiti in Parlamento. Questo colpisce molto. Questo colpisce molto. Ma poi non c'è bisogno di essere magistrato per sostenere e difendere questa
anomalia della magistratura, ci possono essere anche persone che vengono elette in Parlamento con lo scopo di difendere i magistrati da eventuali riforme. E poi attenzione, cioè, il potere più potere di questo paese che se ne dica è il Quirinale, è la Presidenza della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è il capo della giustizia. Certo. Quindi uno che volesse riformare la giustizia dovrebbe andare contro il Presidente, i magistrati, e già lì è un problema perché hanno un potere di ricatto non secondario. I servizi segreti che aiutano i magistrati a costruire dossier da usare all'occorrenza, e non è una roba semplice. E poi deve andare contro buona parte del Parlamento, ma non perché di destra e di sinistra, perché sono persone elette in tutti gli schieramenti, ce n'è anche del centrodestra, ce n'è stata anche Certo. nel centrodestra, vuol dire posizioni più sfumate, più caute, comunque c'è stata anche lì. E poi deve andare contro il Presidente della Repubblica, che è il capo della magistratura italiana. Ecco, è un nemico troppo potente, troppo diffuso, troppo opaco, nel senso che ufficialmente il Presidente della Repubblica non mette becco nelle riforme, ufficialmente la magistratura non può influire sul potere legislativo, ufficialmente, ma ufficialmente i servizi segreti dovrebbero dipendere dal governo e non andare contro il governo. Ma questa è l'ufficialità. Le manovre per difendere, per impedire la riforma della giustizia sono tutte sotterranee e quindi sono manovre difficili da combattere. Quindi voglio dire, qualcosina si riuscirà a fare, ma io non sono particolarmente Sì, diciamo ottimista. che in quell'ufficialmente c'è tutto probabilmente l'inghippo di fronte a cui stiamo. Facciamo solo una pausa di 30 secondi, poi torniamo col direttore del giornale e andiamo anche più sull'attualità, ovviamente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci rientrati a Parlando Liberamente, stavamo chiacchierando col direttore del giornale Alessandro Sallusti, a cui ora vorrei chiedere, nel libro che hai scritto con Palamara, cioè in realtà ne hai scritto più di uno, ma nel primo, Il Sistema, c'era anche questa, tra le altre, la rivelazione di questo scambio di messaggi, no, che ebbe quando era allora componente del CSM, se non sbaglio, col PM di Viterbo, no? Si parla di epoca del governo giallo-verde, appunto ministro dell'interno Matteo Salvini che decide di contrastare gli sbarchi finché l'Europa non si fa carico della redistribuzione dei migranti, insomma quello di cui abbiamo parlato in questi giorni. E questo PM dice a Palamara, ma a me non sembra che stia facendo niente di male effettivamente Salvini, sta tentando anzi di contrastare l'immigrazione clandestina. Palamara più o meno gli risponde, sì è vero, hai ragione, ma adesso dobbiamo colpirlo. E io volevo chiederti, ma in una democrazia liberale normale, questo non dovrebbe chiudere i giochi? Cioè mi sembra una rivelazione talmente clamorosa, uno smascheramento talmente palese della strumentalità di processi del genere, per cui bastava questa vostra rivelazione per chiudere i giochi, o no? Sì, bastava quello. Quando uscì quel libro mi convocò, mi chiese di incontrarmi un PM tra i più importanti che ci sono in Italia, proprio uno dei big, che io non conoscevo. E io ho detto, Dio, adesso questo mi vuole... e invece fu un incontro così molto rilassato e lui mi disse, guardi che ho letto attentamente il suo libro e ci ho trovato almeno 30 ipotesi di reato. E io gli dissi, ma no dottore, non ho ricevuto 30 querele. E dice, no, ma cosa ha capito? Il reato non l'avete fatto lei e Palamara. Lei e Palamara raccontate 30 ipotesi di reato, 30 possibili reati commessi dal sistema che raccontate, cioè commessi dai magistrati. Ma stia tranquillo
che non verrà aperto nessun fascicolo su queste 30 ipotesi di reato, perché quel sistema che voi raccontate è ancora pienamente in piedi e funzionante. Quindi si scordi che questo suo libro possa sortire degli effetti. E, come dire, quello che tu hai raccontato di Salvini, di Palamara, che dice a un collega: sì, hai ragione che Salvini è nel giusto e che la gente è con lui, ma noi dobbiamo fare così. E quel dobbiamo, per cui questa è la frase che è diventata famosa, perché in effetti fa un certo effetto sentire un magistrato di dire sì, non c'è reato, ma noi dobbiamo dire che c'è. Perché dobbiamo dire che c'è? Perché a capo del CSM è il Presidente della Repubblica, ma il capo è il vicepresidente del CSM, in quel momento era tale Legnini, un magistrato di sinistra, di magistratura democratica, che è quello che, come Palamara racconta e documenta, ha diretto le operazioni in quell'estate per organizzare una campagna politico-giudiziaria mediatica per incastrare Salvini. Lui non solo è un magistrato di sinistra, ma in quel momento si stavano decidendo le candidature per le elezioni regionali che di lì a poco ci sarebbero state, in autunno ci sarebbero state. E Legnini, che era a fine mandato, di lì a poco sarebbe scaduto il CSM, aveva chiesto al PD di essere candidato nella sua regione, che se non sbaglio era le Marche, col Molise, le Marche credo, no? Cosa che poi avvenne. Cioè non solo Palamara dice è vero ma dobbiamo farlo, ma chi organizzò quella campagna in maniera documentale, sul libro è scritto, si stava per candidare a governatore nelle fila del PD che voleva abbattere ovviamente Salvini. Quindi siamo di fronte a delle cose che dopo aprono un'inchiesta per 4 anni su Toti perché è salito su una barca, un imprenditore, ma è solo quello che stiamo raccontando adesso. Non ci sarebbe bisogno neanche di mettere le cimici, perché la cimice vivente è Palamara, che peraltro documenta quello che dice. Quindi se Toti ha fatto 5 mesi di domiciliari, tutta quella banda di mascalzoni lì non so dove dovrebbe essere, no? Perché è una cosa veramente incredibile, ma questo è il paese delle cose incredibili, perché tutto questo è stato fatto anche grazie al fatto che, a parte pochissime eccezioni, cioè i 2 o 3 giornali di centrodestra, ma sai, oggi i giornali hanno un peso relativo. No? Tutta la stampa e l'informazione televisiva, i talk show, eccetera, sostenevano Palamara e Legnini, le teorie e le azioni di Palamara e Legnini. Quindi è stata una guerra impari ed è tuttora una guerra impari. Sai, poi la politica deve anche rispondere all'opinione pubblica, quindi anche nei partiti del centrodestra ogni tanto c'è il timore, dice vabbè, ma qui insomma se il mio elettore viene bombardato da mattina a sera sul fatto che Salvini fosse sbagliato, sì, dobbiamo difenderlo, però insomma attenzione, insomma lasciamolo un po', anche se ne sono affari suoi, non mischiamoci più di tanto, cosa che poi è avvenuta, ovviamente ha trovato conferma in Parlamento in quella drammatica votazione in cui lo scalpo di Salvini venne offerto gratis alla magistratura. Ma guarda, è una cosa, io non me ne, come dire, non. E sai cosa dico? È possibile, se questo principio passa, e purtroppo è passato, cioè che una decisione del governo, giusta o sbagliata che sia, non viene giudicata dagli elettori, ma viene giudicata dai magistrati, ok? Sì. Dio non voglia che tra qualche anno cambia il vento, cambiano le condizioni politiche, cambiano gli umori del paese, cambia qualcosa e un magistrato si alzi e mandi alla sbarra
tutti i deputati, senatori, che in questi mesi, in questo anno, hanno votato per l'invio di armi in Ucraina. Perché dicono, beh no, sì, attenzione, certo è una decisione politica, però sta di fatto che voi avete votato di dare delle bombe a Zelensky, con quelle bombe Zelensky ha ucciso dei ragazzi russi, quindi voi siete accusati, siete complici di omicidio plurimo o di strage. Non vorrei, ci siamo andati vicini, che un magistrato accusasse tutti i deputati e i senatori che, giusto o sbagliato, decisero le misure del lockdown ai tempi dell'epidemia, perché avete tolto la libertà di movimento a Sallusti, quindi voi dovete andare in galera perché avete tolto la libertà. Ora non è che bisogna essere d'accordo con le armi o d'accordo con il Green Pass, no, certo. Bisogna essere tutti d'accordo che le decisioni politiche si giudicano nelle urne, no? Non si giudicano nei tribunali, perché se no aboliamo la democrazia, trasformiamo il CSM nel Parlamento, decide il CSM e finito il cinema, cioè è inutile stare qui andare a votare, no? Perché perde tempo. No, sei stato chiarissimo, ma e tra l'altro nel quadro che ci hai delineato emerge anche una lacuna, mancanza, pigrizia, conformismo della nostra categoria, no? A tal proposito ho letto che hai partecipato a un dibattito sulla giustizia a una festa dell'unità, che devo dire una cosa che mi ha colpito, ti chiedevo anche com'è andata, ma al di là di questo, in quella sede hai detto una frase molto significativa, secondo me, hai detto andrebbero separate le carriere tra giornalisti e PM. Volevo chiederti, sì, la vera separazione delle carriere non dovrebbe essere quella tra PM e giudici, cioè tra accusa, tra la pubblica accusa e il giudice, ma dovrebbe essere quella tra i magistrati e i giornalisti, perché è lì che avviene il cortocircuito che genera poi, perché tutti i disastri, la maggior parte dei disastri sono stati mediatici con riflessi politici, non sono stati giudiziari. Se pensiamo che dei 24 processi a Berlusconi solo uno è andato a buon fine e con delle anomalie, diciamo. Peraltro con delle anomalie, quindi per carità, però i danni provocati dalla gran cassa mediatica sugli altri 23 sono stati pazzeschi. La maggior parte delle inchieste, ma anche delle super inchieste, se pensiamo alla trattativa Stato-mafia che ha tenuto in scacco il paese per 30 anni, è finito nel nulla, però per 30 anni il danno collaterale è stato enorme. Quindi la vera separazione dovrebbe essere tra politici, tra giudici e giornalisti, e invece giudici e giornalisti sono adesso non voglio usare parole eccessive, ma insomma sono un'associazione un po' strana, è un po' comunque pericolosa. Dopodiché la festa dell'unità non è più la festa dell'unità di una volta, nel senso che in che senso? Nel senso che come dire, io ricordo da frequentatore per motivi di lavoro le feste dell'unità degli anni 90, poi tornai invece da ospite a una festa dell'unità verso il 2009-2010 e c'era un bel clima, c'era insomma devo dire, sarò stato sfortunato nel giorno, ma era una roba molto triste, pochissima gente, tutto formale, tutto sembrava di essere da Bruno Vespa, ecco. Si è persa un po' quell'autenticità della Salamella, diciamo. Certo.
Certo, esattamente. Sì. Chiaro. Volevo chiederti questo, a proposito di giornali, giustizia. Tu a inizio agosto, se non sbaglio, sei uscito con la notizia che annunciava, diciamo, un'aria un po' di complotto, di iniziativa, diciamo, mediatico-giudiziaria nei confronti della sorella della Premier, Arianna Meloni. Volevo chiederti se quello che è successo dopo era, diciamo, una conferma parziale di quello che ci hai annunciato o se ci può attendere addirittura anche altro. Ma io l'ho scritto perché mi risultava, se no certo, non avrei scritto che stavano, questo è il titolo, no? Vogliono indagare Arianna Meloni, che era tutto pronto per mandare un avviso di garanzia ad Arianna Meloni su una sua presunta interferenza nelle nomine pubbliche, cosa di cui io tra l'altro non ho ben capito l'ipotesi di reato, perché Arianna Meloni è segretaria politica di Fratelli d'Italia, quindi ha un ruolo politico. Se delle nomine non si occupa il segretario politico, mi chiedo chi dovrebbe occuparsi, quindi non vedo l'ipotesi di reato. Ma a parte quello, siamo al solito giochino. Il problema non è se l'ipotesi di reato c'è, non c'è, se è credibile o fantasiosa, è che basta il titolo sul giornale. Azzoppare Arianna Meloni certamente significa anche azzoppare Giorgia Meloni, e quindi quell'operazione era nell'aria. Io adesso non so dire se e quanto grazie a quell'articolo la cosa si è fermata, è stata rinviata, è stata cancellata, questo non lo so. Dico che c'è una strana aria nel paese e ripeto quello che ho detto prima, in queste ore si sta discutendo, purtroppo non abbastanza, su questa centrale di spionaggio e di costruzione di dossier allocata alla Direzione Nazionale Antimafia. Gli ultimi due presidenti di questa Direzione Nazionale Antimafia sono due magistrati, uno è finito deputato, si è dimesso dalla magistratura ed è andato a fare l'eurodeputato nel PD, l'altro si è dimesso dalla magistratura e è andato a fare il deputato nelle 5 Stelle. Ecco, capisci che già questo, che a capo di una centrale di spionaggio vero, la Direzione Nazionale Antimafia è una centrale di intelligence, no? Ci siano due giudici che poi finiscono nelle fila dei partiti dei 5 Stelle del PD e che si scopre che sotto di loro quella centrale era stata infiltrata da gente che senza averne titolo ha costruito centinaia, se non addirittura migliaia di dossier su politici di destra. Non mi sorprende che qualcuno voglia fregare Arianna Meloni, perché c'è una certa logica, dice. Insomma, c'è abbastanza una certa logica. C'è qualcosa che sta uscendo di controllo in questo paese ed è pericoloso. Io ho evocato recentemente in una trasmissione, a proposito di questo, la P2 di Licio Gelli, la loggia segreta deviata che insomma voleva fare cose strane in questo paese. Il mio interlocutore mi dice ma cosa c'entra la loggia, la magistratura non c'entra niente con la loggia, e gli ho ricordato che nella loggia P2 risultarono iscritti 22 magistrati, dei quali 14 nel pieno delle loro funzioni in posizioni strategiche. Quindi che la magistratura si presti a manovre occulte non sarebbe una novità. È già successo in questo paese, credo che succeda peraltro in tutti i paesi, non è che penso che l'Italia sia un unico, però insomma lo ritengo abbastanza grave onestamente. Quantomeno un caso più grave di quel che accadeva tra le lenzuola dell'ex ministro Sangiuliano. Ecco, quantomeno c'è stata una sproporzione di attenzione, mettiamola così. Sì, infatti oggi scrivo nell'editoriale di oggi, va bene, ma insomma abbiamo scritto paginate e paginate su i fatti primati tra l'imbarazzante e il ridicolo del ministro Sangiuliano, come se stessimo parlando di qualcosa che ha messo a rischio
la tenuta dello Stato, neanche del governo dello Stato. E poi se guardi i famosi giornali d'inchiesta, mi riferisco al Fatto Quotidiano, il Domani, eccetera, eccetera, pochi trafiletti sul fatto che c'è una centrale di spionaggio che ha agito contro lo Stato. Insomma, guarda caso quei 2 giornali che ho citato, ma ce ne sarebbero anche altri, sono quelli che negli anni scorsi hanno pubblicato alcuni di questi dossier costruiti da questa centrale di spionaggio. Quindi ancora una volta magistrati, servizi, giornali. È una triangolazione che si ripete con una certa costanza. È l'eterno ritorno di una brutta storia. Sul finale volevo farti solo una domanda politica, perché in un editoriale nei giorni scorsi tu hai parlato della vittoria strategica di Giorgia Meloni e del governo riferendoti alla nomina di Fitto, vicepresidente della nuova commissione, con delle deleghe anche importanti. Volevo chiederti questo, a tuo giudizio Fitto avrà effettivamente, diciamo, dei margini d'azione politica, perché la commissione si regge, no, su un equilibrio politico che i conservatori non hanno votato e che ha un'agenda, dal mio punto di vista, su alcune cose anche inquietante, penso al Green Deal, eccetera. Ma insomma, non voglio farla troppo lunga. La domanda è: Fitto è una nomina formale o come dire, avrà degli effettivi margini di manovra per spostare in meglio l'agenda delle istituzioni europee? Ma dal punto di vista formale, Fitto i poteri li ha perché è un vicepresidente esecutivo, quindi non è un vicepresidente punto, è un vicepresidente esecutivo, quindi lui risponde direttamente alla von der Leyen, e solo la von der Leyen, e ha sotto di sé e ha il potere di dare ordine sotto di sé. Attenzione, Fitto non è il ministro di Giorgia Meloni o il ministro di Fratelli d'Italia, è il ministro designato dall'Italia. Certo. E quindi è inimmaginabile che Fitto si metta a fare cose contro il governo europeo. Non è pensabile, non è lì per quello. L'importanza di avere un rappresentante italiano è che ci sia qualcuno con poteri esecutivi che difenda gli interessi dell'Italia, nel senso che, come avviene in politica, cerchi di convincere i suoi compagni di banco del governo europeo della bontà di alcune cose e della meno bontà di altre cose. In politica so che sarebbe bello decido io, ma la politica è un'altra cosa. O tu hai i numeri per fare una maggioranza assoluta e quindi decidi tu, o se non hai quei numeri devi mediare. Mediare non vuol dire svendersi, non vuol dire abdicare ai propri principi, vuol dire cercare il meno peggio, cercare di salvare il salvabile, cercare di indirizzare le cose in una maniera invece che un'altra. Significa fare politica, quindi sì, penso che quell'operazione abbia avuto un senso, ma soprattutto il senso non è tanto Fitto il potere che ha, il senso è, io su questo sono d'accordo, a differenza per esempio di Salvini che la pensa diversamente, che è meglio sedersi a tavola su quel tavolo dove le cose vengono decise e appunto cercare di incidere sulle decisioni, che non chiamarsi fuori e assistere a quello che gli altri decidono senza poter dire la tua e incidere. In questo senso ho scritto che è un'operazione politica rilevante perché tiene l'Italia seduta al tavolo dove le decisioni vengono prese. Io non mi aspetto che questo fatto faccia sì che tutte le aspettative italiane vengano esaudite. Mi aspetto però che grazie a questo ci siano alcune correzioni che limitino i danni possibili per l'Italia di decisioni europee. Sei stato chiarissimo. Senti, direttore, io ti ringrazio molto di essere stato con noi e ti auguro un buon lavoro. A voi. A presto.
Avete ascoltato Parlando Liberamente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sembra l'agosto del 96. Questa mattina tutti sanno che la Visindiere, tu sei un po' finto borghese, ma comunque ci capiamo ed è rarissimo per me, rarissimo. Mi fai mancare l'aria Quando mi rispondi, mi fai saltare in aria come gli ecomostri. In fondo perché no, potrebbe farci male un tot. È vero che in te tanti hanno il cuore di plastica, ma gli altri tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte storie brevi. Tutti sono al mare, noi no, abbiamo troppe cose in ballo. You got me feeling strano, vogliamo piano piano, nel blu come i tuoi Levi's, noi due gatti neri, tutte storie brevi le altre. Vacchi.